È andata malissimo al Chievo che torna senza punti da Lecce, era successo anche un anno fa in Serie B, 3-0 l'anno scorso il risultato per la formazione salentina. Questa volta il Lecce, allenato non da Papadopoulou ma da Beretta, vince 2-0 e vince con merito. Iachini si affida ancora al tridente vecchia maniera, cioè al tridente dello scorso anno, con Junco a sinistra, Luciano a destra e in mezzo Pellissier. La novità è Pinzi al posto di Bentivoglio, che non è nemmeno partito per il Salento, è rimasto a casa infortunato, acciaccato alla caviglia, e c'è invece la riconferma anche della difesa tipo la difesa dell'anno scorso con Cesare e Mandelli. Subito brividi in apertura con il pallone che viene salvato in qualche modo da Squizzi, la deviazione di Caccia su calcio d'angolo, e c'è poi anche forse un ultimo tocco di Stendardo. Fatto sta che il Lecce va vicinissimo al gol ancora con Caccia, che è schierato al centro dell'attacco insieme a Tiribocchi. Tiribocchi va a segnare, ma la sua posizione è irregolare, non è molto d'accordo. Invece da queste immagini si vede che parte leggermente in ritardo. Il primo affondo dei gialloblu nel primo tempo, il cross dalla sinistra, in qualche modo Luciano va a colpire il pallone ma non inquadra lo specchio della porta. Buono il movimento di Luciano, meno buona l'esecuzione. Ancora il Lecce, un Chievo in difficoltà, c'è forse un tocco di mano di sicuro non volontario di Mantovani o Malagò. Comunque vedete che il tocco c'è ma è involontario, tutto regolare per Mazzoleni. Si fa vedere Pellissier ed è una delle poche palle giocabili questa, e pensate allora quanto deve aver sofferto il capitano davanti, è servito forse anche poco. E la conclusione di Italiano. Secondo tempo, il Lecce, il cross dalla destra, Giacomazzi di testa, invece arriva Ariati, e il gol di Caserta, uno degli ultimi arrivati. L'assist di testa di Ariati, Caccia è lì in mezzo, non trova il pallone, lo trova invece Caserta. Ma rivediamo l'azione, eccolo qui Ariati che di testa mette in mezzo, non ci arriva Caccia, ci arriva liberissimo Caserta. Sono passati 2 minuti di gioco nel secondo tempo e il Lecce è meritatamente in vantaggio. Chievo costretto ad inseguire. Qui forse c'è anche un fallo su Mandelli, furbo Caccia. La risposta del Chievo con Luciano, il suo tiro alto sopra la traversa, era uno schema, buono anche questo schema, ma il Lecce resta in vantaggio per 1-0. In contropiede va a segnare il 2-0, non in questo caso, qui è Caccia che non trova lo specchio della porta sul filo del fuorigioco, ma dopo l'ingresso di Castiglio va a segnare il raddoppio sul filo di fuorigioco. Anche qui la difesa vedete non sale. Intanto Squizzi va a deviare il pallone, vediamo se arriva adesso l'azione che volevo commentare poco fa. Eccola qui con Castiglio, azioni simili che partono dalla sinistra. Castiglio trova il gol dopo aver perso momentaneamente il pallone. Ecco la gioia dell'ex attaccante del Pisa che va a abbracciare Tiribocchi, e qui probabilmente si alza leggermente in ritardo la difesa giallo-blu. Il Castiglio raccoglie il pallone indisturbato, mette dentro, è bravo comunque ad alzare la palla sull'uscita di Squizzi. Amareggiatissimo, per non dire incazzatissimo, Beppe Iachini. Il Chievo torna da Lecce senza punti. Gli applausi sono tutti per la formazione di Beretta.